Se è vero che i sogni vengono coltivati per farli diventare una splendida realtà, la realtà di oggi è tale che basta un punto, anzi ne bastano 3 per rendere il tutto un sogno meraviglioso. Amici di Sportisiri, ben trovati da Francesco Camuca allo stadio Ali Cauli di Piana degli Albanesi. Questa è San Giorgio Piana, Don Carlo Misilmeri, turno numero 9 del campionato di eccellenza Sicilia Girone A. Questo avvio di partita, qui Muzzo fa scorrere bene il pallone, arriva però Bonamaison che anticipa tutti. Bonamaison, scodella per Maltese, Maltese a tu per tu con Di Salvo che respinge, la palla diventa ancora buona per l'attacco con Bonamaison che crossa, palla oltre la traversa ma subito opportunità per... Occhio alla punizione, la batte Ricciulli, fischia l'arbitro, la palla messa in mezzo, sorvola la traversa, anzi la scheggia. Fuori gioco Tripoli, l'arbitro lascia giocare e ora occhio a Tripoli che si è buttato nello spazio. Tripoli, la parata di Sisei, Tripoli Sisei in 2 tempi. Non so perché la terna l'abbia interpretata come fuorigioco non attivo, ma intanto occhio all'angolo, la Vardera, dentro Ricciulli di testa, sopra la traversa ancora Chance. Fermato dall'intervento di Scalisi, prova a ripartire, cerca lo strappo adesso il San Giorgio. Maltese, corre, scarico su Scalisi, parte il suo cross di testa, Bonamaison, la parata di Di Salvo, la bandierina va a Romano, effetto a rientrare col mancino, pallone scodellato secondo palo, arriva Tripoli che non riesce a dare forza e allora la blocca Sisei, chiama lo schema l'ex Catania. Pallone sul primo palo, la spizzata di Maltese che attraversa tutta l'area. Ora si può giocare con Chinnici che prende la rincorsa. Batte il numero 4, pallone per Maltese, lo schema era proprio per lui, va giù Maltese, calcio di rigore. Il fallo di Muzzo su Maltese e allora si andrà dal dischetto. Maltese contro Di Salvo. La concentrazione di Maltese, la concentrazione di Di Salvo, il fischio, la rincorsa di Maltese che calcia col destro, spiazzato Di Salvo, cambia il parziale all'Ali Cauli proprio alla fine del primo tempo, passa il San Giorgio Piana. La palla che arriva dopo il fallo laterale, Bonamaison prova ad avanzare, Bonamaison, il tocco per Maltese in area! Maltese l'ha fatto ancora, è il 2-0 del San Giorgio Piana, la legge dell'ex vale doppio stavolta, 2-0 all'Ali Cauli. Rimessa proprio per Giorgio Chinnici, spazza Capozzucchi, poi col petto la gioca Bonamaison, conclusione di Alaimo, sopra la traversa il tentativo, ottimo comunque di Alaimo da parte della squadra di casa che conquista un altro pallone nella metà campo avversaria. Balistreri evita la scivolata di Muzzo, va a calciare Balistreri, non ci va lontanissimo ma ancora un'occasione e poi arringa la folla Pietro Balistreri, prova a puntare Ricciulli, cerca di partire ma non ci riesce, allora Cerniglia sterza su Scalisi, tocco centrale per Mendola, ai 20 metri Mendola, conclusione che si perde fuori. Attende il movimento sulla destra di Lavardera, prima giocata da esterno destro della sua partita, è un buon cross, Tripoli e segna Silvio Tripoli, accorcia le distanze la Don Carlo, non poteva che essere lui a segnare ma arriva subito la buona giocata di Lavardera e all'Ali Cauli adesso 2-1. Fa scendere, perde forse un attimo per crossare, alla fine mette una bella palla, Bonamaison, l'anticipo su Maltese, ancora Bonamaison, Balistreri sulla schiena di un difensore, credo di Cossentino. La punizione allora per il San Giorgio, c'è Visconti che conta i passi, va alla battuta con il destro, sorvola la traversa, 5 minuti più recupero ancora. Mendola, palla in verticale per Ricciulli che scappa dalle spalle, Ricciulli segna ma è fuori gioco e allora annullato il gol del 2-2, le proteste, i gesti da parte di Tommaso Napoli. Con le mani Capozzucchi verso Muzzo che non la controlla perché è arrivato prima Torres, destro di Torres sul fondo, ma cosa aveva combinato Capozzucchi?
La battuta di Sisei. Palla che varca la metà campo, Capozzucchi la fa uscire oltre l'area laterale, ma non c'è più tempo. Il San Giorgio Piana batte un'altra big, un mese dopo il Gela, tocca alla Don Carlo Misilmeri e 2-1 all'Ali Cauli. Partita pazzesca ad alta intensità, due squadre che ci hanno regalato un grande spettacolo sotto la pioggia.